Sì, hai analizzato bene la gara. Siamo partiti leggermente contratti, anche se eravamo ben messi in campo. La squadra aveva chiesto una reazione dovuta alla sconfitta avvenuta gran parte del secondo tempo della settimana scorsa e devo dire che nel secondo tempo la squadra la reazione l'ha avuta. È stata veramente una bella partita, faccio i complimenti alla società Brillante Torino per l'accoglienza e per la partita che insieme a noi abbiamo offerto. È stata comunque una partita bella di intensità, di capovolgimenti di fronte, dove noi siamo riusciti quasi a spuntarla negli ultimi 2 minuti, eravamo in vantaggio, dopodiché abbiamo forse un po' sofferto la paura di vincere. Siamo comunque una squadra esordiente, è il primo anno che gioca la Serie B e se non viene la prima vittoria magari queste piccole sofferenze ce le portiamo dietro. Ma noi abbiamo annunciato insieme alla società dall'inizio dalla preparazione per la stagione che essendo una squadra che si affaccia per la prima volta al campionato nazionale il nostro obiettivo principale è la salvezza. Dopo 2 gare abbiamo un punto, sappiamo che nelle 2 gare sia la settimana scorsa nonostante la sconfitta che oggi il pareggio potevamo ammirare qualcosa di più, non è venuto. Lavoreremo più duro e con più concentrazione per far sì che cominciano a vedere anche i risultati positivi.